siamo tanti oggi, una grande folla. Mi ricorda quello che abbiamo ascoltiamo nel Vangelo di Matteo, quando Gesù davanti alle folle si rivolgeva a loro con parole forti, con parole che aiutavano la propria esistenza ad orientarsi verso il bene, il bello, la verità. Parole sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché avranno in eredità la terra, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, beati se non vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Preghiamo allora per gli afflitti, per coloro che sono nella malattia, per coloro che vivono la solitudine. Come noi ripetiamo ai nostri genitori, di non condurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Tante persone vorrebbero essere qui stamattina, ma sono impedite per i motivi di salute. Preghiamo allora per gli ammalati, per gli infermi, per coloro che stanno attraversando un percorso faticoso di malattia in questo momento della loro esistenza. Sosteniamoli per intercessione di Sant'Agata e preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, come noi li chiediamo ai nostri genitori, di non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E concludiamo con una invocazione, con una preghiera di ciascuno di noi che formula nel proprio per intercessione di Sant'Agata una grazia al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.